Il decreto sicurezza e legge come tale va applicato. L'ANCI Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni, frena di fronte alla levata di scudi di alcuni sindaci che non intendono temperare alla norma. Una norma di cui ancora non si vedono tutti gli effetti, ma che crea non poche difficoltà ai sindaci nella gestione della nuova accoglienza. Io devo dire personalmente, io per la mia formazione, per la mia storia, mai mi sentirei di disapplicare una norma, anche una norma che non condivido, e ce ne sono parecchie di cui non condivido i contenuti. Il ministro Salvini invita questi sindaci dissidenti a dimettersi, il premier Conte ha convocato invece un tavolo. Allora, sul decreto sicurezza mi pare che ci fossero state posizioni anche prima della sua approvazione che chiedevano di rivedere alcuni articoli. Io credo che tra istituzioni vada sempre tenuto un dialogo aperto, penso che questo sia il modo più corretto di collaborare tra istituzioni. Io spero che questo confronto ci sia, spero anche che si entri nel merito delle questioni e non si arrivi a posizioni così anche violente di contrasto. Non è lo stile che io ho mai adottato e penso che non faccia bene alle istituzioni né ai cittadini e alle cittadine. Per il Comune di Merano che cosa significa, che cosa sta emergendo nell'applicazione? Noi siamo stati solo informati che un piccolo CAS, perché poi Merano ha sempre avuto un modello cosiddetto dell'accoglienza diffusa, quindi piccoli numeri, un CAS viene chiuso e io semplicemente ho chiesto ma queste persone poi verranno rimpatriate e dove finiranno? Su questo non ho ancora avuto risposte, quindi vorrei capire un po' come sarà poi la procedura successiva, perché è evidente che anch'io non posso pensare di avere delle persone che non sono seguite da nessuno, che non hanno un alloggio e che poi comunque rientrano a carico dei servizi sociali dei comuni. Ecco, non dovrei dover stanziare risorse che attualmente non ho per poi prendere in carico queste situazioni. Ecco, spero che non succeda questo.